Campioni bellini, amici, fratelli e sorelle, benvenuti, bentornati. Dobbiamo fare storico, dobbiamo fare completezza, ci vogliono le pagelle, ci vogliono gli screenshot, ci vogliono le parole di Spalletti che sono fondamentali. Si toglie qualche sassolino e dopo aver goduto tutta la notte, chi ha dormito? Ci sentiamo anche un po' meglio il giorno dopo e sarà meglio giorno dopo giorno. Cominciamo. Allora, io do il benvenuto a Bernardo Buonomo e a tutti i nuovi iscritti che si stanno iscrivendo in queste ore. Grazie a tutti quelli che lasciano i like. Non ho controllato il numero dei like negli ultimi video, sono troppo impegnato a non perdermi neanche un dettaglio di quella che è la festa. Ci sono cose troppo belle. E si scriveranno libri, si scriveranno canzoni, spero si facciano dei film, una serie TV, speriamo di farla bene. Nel frattempo io non posso non continuare a fare grafiche che metto sul fluido.net, perché una dietro l'altra sono idee bellissime. Questa è la semplicità assoluta. E se mi permettete, senza alcun tipo di polemica, è un po' più bella la mia rispetto a quella di Napoli, graficamente un po' ridondante, però sui prodotti ufficiali io non posso usare la N, ovviamente, però va bene così. Siamo pronti con Ambrabam tattici, pagelle, dobbiamo vedere gli screenshot, come vedete siamo prontissimi. Però prima ancora, secondo me, dobbiamo vedere le parole di Spalletti, perché tra le interviste e la conferenza stampa Spalletti un po' non riesce a lasciarsi andare. Dice: te lo stai godendo? Dice: sì, ho vinto, ma io già sto pensando al lavoro, sono abituato a fare così e no, non me la godo nemmeno fino in fondo. E un po' condivido questa cosa, però per motivi diversi. Ne stiamo parlando con gli amici abbonati, ne sto parlando con tutti i tifosi del Napoli in giro per il mondo. Lo stare nella città dove poi tutti festeggiano cambia la percezione un po', e quindi c'è un po' di tenerezza in chi sta festeggiando in più in solitaria, però il mondo virtuale ci permette di stare insieme e io sono molto grato alla presenza della mia community. Quindi non gioisce fino in fondo Spalletti, ma gioirà, ha già visto delle immagini e si commuove però fino in fondo quando, e ve le vediamo subito, quando cita insomma un po' la famiglia. È bella. Cita un po' la sua famiglia e ad un certo punto la commozione arriva quando cita il fratello. E qualcuno che magari è curioso: Marcello Spalletti il 15 giugno del 52 è scomparso all'età di 66 anni nel 2019 dopo aver lottato contro il tumore. L'allenatore del Napoli, di 7 anni più giovane, a quel tempo guidava l'Inter. Marcello era molto conosciuto anche per l'impegno con la Polisportiva Avane, di cui è stato allenatore, giocatore, consigliere e anche animatore di iniziative legate allo sport, nonché vicepresidente. Ci sono dei rumori di sottofondo che dobbiamo togliere. Insomma, quando poi Spalletti cita il fratello, non riesce a trattenere le lacrime e sono momenti molto toccanti. Questo poi ti spiega perché ognuno di noi la vive in un certo modo e c'hai delle dediche speciali, dei ricordi, dei momenti particolari. Spalletti poi ricorda che l'anno scorso si arriva terzi e non bastava, e che quindi la richiesta era sempre stata quella di arrivare in Champions. Questa era la richiesta della società e lui l'ha fatto. Però lui dice: io sono venuto per vincere, e visto che l'anno scorso terzi e siamo stati contestati, arrivare secondi non cambia nulla, perché non migliori da secondo, non migliori il terzo, perché non cambia niente, bisognava solo vincere. E quindi, perché ritorna sempre questo discorso: ADL ci credeva e tu no, e Spalletti si deve togliere dei sassolini. Tra l'altro c'è questo passaggio che secondo me è bellissimo. C'è stato Benitez, c'è stato Ancelotti, c'è stato Sarri che ha fatto il miglior calcio d'Italia, c'è stato Gattuso che ha vinto la Coppa Italia, perché sono stati fatti dei risultati importanti. Che cosa venga a fare qui? Che cosa? Per che cosa gioco? A vincere lo scudetto E basta. Posso dire non ho salvezza, non ho via d'uscita, non ho scampo. Luciano,
Luciano, bravo, che ci ricorda, come ti amo, bravo. Poi dice Osi che meritava quel gol, che poi resterà nella storia, lo vediamo adesso nello screenshot, perché è uno di quelli che, come i bimbi, quando vede un pallone lo rincorre sempre, generosissimo, e se lo meritava. Di impresa si tratta. Spalletti cita Santoro, cita Giuntoli, poi cita la società, la dedica al fratello, l'abbiamo detto. Qual è stato il momento in cui ha capito? Sempre la solita domanda. Spalletti ci ritorna, e quando ADL dice ti blocca perché vuole vincere la Champions, Spalletti spiega bene, dice sì, lui dice scudetto e io non ci credevo, poi adesso lui dice la Champions, poi magari la vinciamo, lui ci credeva e io no, e vince sempre lui spara il massimo e così cade sempre in piedi. È troppo facile così, giustamente. È un po' come quei tifosi che dicono io te l'avevo detto, e però siamo sicuri che tu non me l'avevi detto anche negli anni passati? Quelli là che proprio tutto a posto, va tutto bene, vinciamo, quest'anno è l'anno buono, si è detto in tutti gli anni, e quest'anno avete avuto ragione. I calciatori si adattano all'andazzo. Questo è un momento fondamentale di Spalletti, dice bisogna dirglielo, bisogna inculcare una mentalità, bisogna dice chiedetelo ai giocatori alla riunione che abbiamo fatto quando la squadra era al completo cosa gli ho detto. Io gliel'ho detto che dovevamo vincere e abbiamo creato una mentalità, altrimenti si adattano all'andazzo. Ricordiamocela questa cosa, perché quando avevamo avuto dei dubbi gli anni passati, dove il Napoli si allontana dalla vetta e si adattano, si abituano e si adagiano, questo probabilmente è avvenuto in passato. Gli si chiede poi perché ha scelto Ndombélé ed Elmas, dice per la fisicità, invece Spalletti spiega che è più per far recuperare, visti gli incontri ravvicinati, alcuni giocatori come Zielo e Lozano che hanno bisogno probabilmente fisicamente di recuperare un pochino. E spiega anche perché la partita non è stata bellissima, dice siamo stati un po' lunghi ma per la troppa voglia, io ho cercato di mantenere la calma e di spiegare che dovevamo fare le cose per bene, rimanere sempre in equilibrio, che poi la cosa arriva, però ci siamo un po' sfilacciati proprio per la voglia di andare a segnare e a sbloccarla. E il presidente, quando gli si chiede il presidente ti ha bloccato, riparte da Spalletti, il presidente deve dirlo a me, non a voi giornalisti. E questo è un altro passaggio importante. Non parliamo adesso del futuro né di Spalletti né del Napoli, perché dobbiamo goderci il momento, poi se ne parlerà ovviamente, perché dobbiamo capire se di ciclo si tratta, se si deve ricominciare da capo, ci sono parecchie incognite, ma non è questo il momento. Prima delle pagelle, screenshot, qua la dolente nota, unica probabilmente dolente nota, vediamo che il pallone è qui e qui c'è Lovric che capisce che si potrà inserire in questa zona, mentre Rachmani poi seguirà il movimento di Nestorowski. Qua siamo messi anche bene come linea, però è qua probabilmente è Anghissà che vedete che deve seguire Lovric e non gli deve poi permettere di ricevere il pallone all'interno dell'area completamente solo. Poi Rachmani proverà e con una scivolata indisperata, ma è troppo in ritardo, quindi qua tiratina d'orecchie ad Anghissà. E questi sono i frame del gol del Napoli. C'è un calcio d'angolo battuto da Elmas, un colpo di testa che se non sbaglio viene fatto da Olivera, o si stava quasi contendendo il pallone ad Olivera, la palla finisce ad Anghissà che la rimetterà al centro, viene sporcata da un difensore e qua arriva, questa è la posizione classica di Kvara che è pronto a prendere un pallone sporco, si coordina benissimo, di prima fa partire questo tiro che becca la porta, rasoterra forte, pallone complicato che Silvestri poi ribadirà ma verso il centro, e vedete Osi qua il senso della posizione, stare al momento giusto nel posto giusto, pronto a ribadire in rete. E questo è il frame dello scudetto, perché di prima Osimhen senza indugio prende il pallone, lo prende bene, la palla finisce nell'angolo, imprendibile, meraviglioso, ed è anche simbolico che poi su un tiro di Kvara deviato Osi proprio segni, insomma, due che hanno cambiato la storia di quest'annata senza alcun dubbio. E l'immagine è questa qua. E questa qua, Vene alla grande, Vene dappertutto, con uno Kvara che non riesce a contenersi. Kvara, ricordiamocelo, che è il più giovane della cucciolata. Qualcuno sta dicendo ma finita, ha imparato a marcare. Ragazzi, questo tiene 22 anni, ma esce dal fuoco, ed è stato un peperino, è stato indemoniato anche nella partita. Poi magari non può essere decisivo in tutte le partite, ma anche questa volta lo zampino del più giovane cucciolo ce l'ha messo, quindi
alla grande tutti e due. E qui mi piace sottolineare l'ottima partita di Elmas, che ha dispensato assist potenzialmente vincenti nella posizione in cui tutti quanti, me compreso, abbiamo detto Elmas però a destra fa un po' più di fatica perché tende ad accentrarsi, usa il destro. Alle volte noi ci dovremmo stare solo zitti. Elmas qui vede il movimento di Zielinski, lo serve con un pallonetto a scavalcare, Zielinski scivola dietro il suo avversario, impatta benissimo il pallone, la palla stava finendo lì, grande parata di Silvestri, grande partita di Elmas, assist a Gogo, grande impegno, grande copertura, grande fisicità. Elmas non è né carne né pesce, non sa fare nulla. Il ragazzo non sa fare niente, non è buono, che l'abbiamo pigliato a fare, Giuntoli non è buono, perché poi si parlerà, adesso si vogliono prendere Giuntoli, collaboratori, Micheli, eccetera eccetera. Pagelle doverose, perché io poi devo fare la media delle pagelle, dobbiamo fare il pagellone finale, dobbiamo capire chi è stato il migliore del Napoli della stagione. È difficilissimo perché veramente Kim probabilmente il miglior difensore, Di Lorenzo probabilmente il miglior terzino, e Lobotka sarà il miglior centrocampista, e Osi è il miglior attaccante, ma la migliore ala sinistra del campionato sarà Kvara. Quindi qui le nostre pagelle ci aiuteranno a stabilire. Comunque Alex Meret 6,5 perché il gol è imparabile e l'altra paratina sempre sull'Overic la fa anche una parata su Becao. La partita insomma esce abbastanza bruttina, 0,30 penso che ce l'ho, gli XG o scudetto. No, gli XG dove stanno? Ecco, giusto per completezza, veramente le due squadre creano poco, un pochino, ma proprio un pochino di più il Napoli, ma veramente l'Udinese ha giocato a calci, il Napoli era un po' sfilacciato, ha sentito la partita giustamente, ma poi alla fine è andato tutto come doveva andare. Quindi Dossem si sta bloccando tutto il computer, può essere che vado in lag, non lo so. 6,5 a Meret, 6 a Di Lorenzo, anche lui un po' bloccato ma va bene. A Rachmani anche 6. Do 6,5 a Kim, che mi è sembrato il migliore della difesa comunque. Kim e do 6 a Olivera. Do 6 ad Anghissà perché non posso dargli di più, sul gol è un po' responsabile, sempre attacca e stacca. 7 però a Lobotka, che ha comunque fatto la sua partita di grande sostanza e di grande regia. Secondo me sotto la sufficienza Ndombele, e non lo devo nemmeno difendere più di tanto perché non è un giocatore nostro, è in prestito e onestamente io credo che non valga la pena di essere riscattato. Quando però entra Zielinski a 64esimo si vede la differenza. Zielinski 6,5, mi è piaciuto come è entrato anche se ha avuto poco tempo per incidere. Ad Elmas do 7, grande partita di Elmas, assist da tutte le parti, anche dove Osi è andato vicino al gol di testa. A Kvara do 6,5, si danna ed entra all'interno del gol, Lozano senza voto. Osimhen 9 come il suo numero di maglia, perché poi fa il gol decisivo, il gol che ci fa esplodere, il gol che ci fa piangere di gioia. Lo fa lui, lo meritava, ci ha fatto vincere tante partite, a volte da solo, ha segnato i gol, quelli là da 3 punti, quelli importanti, ha segnato contro le squadre grandi, ha segnato contro le squadre piccole. Bene Osimhen, ci pensiamo poi dopo se ci sarà o meno Osimhen nel futuro, non è il momento di parlare. Da New York, Valerio Fluido è tutto, non è tutto, possono uscire migliaia di altri video, migliaia di altri contenuti, visto che l'ultimo video, quello di stamattina presto, era a metà, era quasi malinconico per certe cose che ho visto che mi hanno fatto del male. Non voglio cavalcare alcuni tipi di polemiche, però poi qualche sfizio, qualche sassolino insieme a Spalletti ce lo togliamo anche noi contro chi magari ancora non ci sta e non riesce a capirlo e non riesce ad accettare. Ci sono le griglie, ci sono quelli che non ci credevano mai, ci sono quelli che speravano nella nostra caduta. Chiaro, ci togliamo tutte le soddisfazioni con tutta calma, perché adesso è tutta discesa, ci divertiremo ancora e come se ci divertiremo. I like sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saverio Asoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.